Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Possagno in provincia di Treviso. Il comune si trova a 276 metri sul livello del mare e conta più di 2000 abitanti, ma in questo momento ci troviamo sul Monte Palon vicino la statua dell'Alpino e qui siamo a 1200 metri. Questo tratto è attraversato dalla trincea creata nella Prima Guerra Mondiale. Possagno è anche il comune nativo del grande scultore Antonio Canova, quindi in questa puntata scopriremo tante cose belle. Mettetevi comodi, a voi Possagno! Possagno per me è il luogo a cui sento di appartenere, è il paese da cui farei sempre fatica a stare distante, da cui se manco anche per 15 giorni per andare in vacanza ho la nostalgia di tornare. È un paese che può non avere i grossi servizi che ha una grande città, ma garantisce un vivere veramente piacevole e un grande benessere per il corpo e anche per l'anima. Il comune di Possagno è un piccolo comune alle pendici del Monte Grappa, è un paesino contenuto, piccolo, ha più o meno 2200-2300 abitanti e ha delle caratteristiche che lo rendono molto tipico, al di là della sua fama dovuta ad Antonio Canova e quindi tutti i turisti che lo visitano per le opere di Antonio Canova, però ci sono tantissimi altri motivi che rendono visitabile il nostro territorio. Intanto è caratterizzato da una serie di scorci decisamente interessanti. Si è sviluppato su diversi colmelli, tutti contraddistinti da delle chiesette tipiche, storiche, architettonicamente molto interessanti, con degli angoli decisamente suggestivi. È un comune piccolo che si può visitare tranquillamente a piedi e permette delle splendide passeggiate. Oltre a questo, se qualcuno è appassionato di bicicletta, ha la possibilità di cimentarsi in una delle salite più importanti e più impegnative tra i percorsi a livello europeo, che partendo dal centro del paese arriva fino alla sommità del Monte Grappa. Però è un paese che permette anche agli amanti del mountain bike dei diversi percorsi che danno la possibilità di vivere a stretto contatto con la natura. E poi non dobbiamo dimenticare che il nostro è un paese che sta appunto alle pendici del Grappa, che è stato contraddistinto nel periodo della Prima Guerra Mondiale dagli episodi bellici, e abbiamo la possibilità di fare delle passeggiate alle pendici delle nostre montagne per risalire lungo le trincee che gli alpini del nostro paese hanno recuperato e hanno reso visitabili, giusto per poter ricordare correttamente quelli che sono stati gli episodi della Prima Guerra Mondiale. Nello stemma vediamo tre parti caratterizzanti il gonfalone. Uno è un serpente che rappresenta la prima opera che è stata fatta da Antonio Canova e quindi rappresenta proprio l'ispirazione del nostro comune a quella che è l'opera di Antonio Canova. A fianco dell'immagine del serpente ritrovate un simbolo, un triangolo e un cerchio che rappresentano sia la perfezione del cerchio, che in realtà è un serpente che si morde la coda, sempre simbolo di Antonio Canova, mentre il triangolo è in realtà la composizione dei tre strumenti che caratterizzano l'opera di Antonio Canova. Sono un pennello, sono uno scalpello e sono un compasso. Vedete le montagne sullo sfondo che caratterizzano la visione del nostro territorio, del nostro paese. Continua il nostro itinerario a Possagno, andiamo a conoscere il parroco. Ben arrivati nella comunità di Possagno, siamo qui nel tempio che ci è stato donato da Antonio Canova, questo scultore grandioso, potremmo definire, del periodo neoclassico. E questo tempio è anche la nostra chiesa parrocchiale, dove ci ritroviamo proprio per celebrare e vivere l'Eucaristia domenicale. Anche noi, nella nostra esperienza cristiana, abbiamo uno scultore che è molto
più significativo, molto più importante, che potremmo definire lo Spirito Santo. Questo Spirito Santo che scolpisce in noi davvero questa immagine di Gesù. Io sono arrivato da un anno e non è che conosca tantissimo, però davvero si intuiscono, ecco, delle belle figure di persone, di credenti, di cristiani che sono scolpite proprio da quest'opera, e soprattutto negli ammalati ho in mente qualcuno all'interno appunto della comunità che vive questa immagine, questa somiglianza, ed è vero, ne resto ammirato quando li avvicino nelle visite. Ecco, un'altra cosa che mi piace di questo tempio è il colonnato che richiama il Partenone di Atene, queste colonne che sostengono la chiesa. Certamente anche queste colonne hanno un richiamo, secondo me, simbolico. Ecco, sono tutte quelle persone che all'interno della chiesa stanno vivendo esperienze forti, significative, anche di prove, di difficoltà, e con la loro vita sostengono appunto la vita ecclesiale della nostra comunità. Il Tempio è stato dedicato alla Santissima Trinità e penso che sia l'immagine per eccellenza per esprimere appunto la dimensione ecclesiale che come comunità dovremmo vivere, e allora anche noi potremmo essere davvero questa immagine di Dio in mezzo agli uomini, questo volto visibile di Dio. Siamo giunti al momento del gusto, a voi i piatti tradizionali e le tipicità di Possagno in provincia di Treviso. Siamo qui con un gruppo di studenti dell'Istituto Alberghiero Giuseppe Maffioli della sede di Castelfranco. La nostra scuola, che offre percorsi quinquennali nel settore turistico alberghiero, servizi di enogastronomia, di sale vendite e di accoglienza, è ben radicata nel territorio e che fa formazione di classe. Diamo molta importanza alla nostra cucina come territorio e come prodotti tipici. Abbiamo il risotto al radicchio di Treviso, prodotto IGP. Il radicchio di Treviso lo abbiamo di due tipi, precoce e tardivo. Il riso utilizzato è un violone nano DOP della zona della Badia Polesine. A seguire abbiamo un cotechino con dei funghi chiodini, quindi tipici delle nostre montagne, del nostro altopiano, un servito con una salsa al rafano e della polenta. Abbiamo la pinza, un prodotto tipico della nostra zona, dolce tipico dei poveri, fatto con del pane raffermo o farina di mais, canditi, uvetta, pinoli, zucchero e del vino dolce. Abbiamo un vino dolce, l'Asolo Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, delle terre del Canova, Prosecco spumante superiore millesimato. Del maiale non viene buttato via niente e andiamo a produrre le soppresse, che sono dei tipi di salume abbastanza robusti e danno una stagionatura minima di 6 mesi. Il salame invece, che è un impasto simile a quello della soppressa, però ha una stagionatura di circa 60 giorni. Della pancetta, che ha sempre una stagionatura di circa 6-8 mesi, e dopo abbiamo il cotechino, che ha una stagionatura di circa 20 giorni e va mangiato lesso. Questi sono i formaggi della nostra zona, soprattutto del Monte Grappa, molto famoso per il morlacco, per il bastardo. Il bastardo può essere di vari tipi, vecchio, mezzano e fresco. Questi formaggi vengono fatti con latte magro e sono molto buoni perché vengono prodotti a un'altitudine sui 1000 metri, 1500 anche 1600 metri, dove l'erba è piccolina, ci sono tanti fiori e quindi quando le mucche mangiano quest'erba viene fuori un formaggio eccezionale proprio per questo motivo. Il bastardo è un formaggio che a suo tempo veniva prodotto, e che deriva anche il nome, con latte di vari tipi. È un formaggio semicotto, può durare dai 2 mesi, 3 mesi a un anno e quindi è un formaggio eccezionale da mangiare. E il morlacco soprattutto deriva dal nome della Morlachia, di un paese che si trova in Jugoslavia. Quando c'erano questi slavi che venivano in transumanza, attraversavano il fiume e venivano qua, e quindi erano loro che hanno dato il nome del morlacco e erano loro che lo facevano. Non c'erano free, non c'era niente, quindi per conservarlo lo salavano molto, quindi è un formaggio un po' salato,
però dal gusto delicato e buonissimo. E questo formaggio va abbinato moltissimo con i vini neri e intensi, cioè vino corposo, soprattutto Cabernet Franc e Merlot. Si possono abbinare anche le marmellate o il miele, soprattutto il miele di questa zona che è un miele eccezionale. Poi c'è anche l'imbriago, un formaggio imbriago che viene chiamato così perché viene messo nelle vinacce quando si fa il vino. Un'altra realtà importante di Possagno è rappresentata dai padri Cavanis che operano sulla formazione e istruzione dei giovani e sulla spiritualità. Andiamo a scoprire la casa di preghiera del Sacro Cuore. Possagno è un paese fortunato perché mette in pratica tutti e due gli scopi della nostra congregazione. I nostri padri fondatori, padre Antonio e padre Marco Cavanis, naturalmente del 1802 come apertura di scuola, hanno dato come scopo alla congregazione quello di educare i ragazzi gratuitamente nell'intelligenza, nella pietà e dare esercizi spirituali. Ecco, questa è la casa che la congregazione tiene molto cara perché mette in pratica proprio questo secondo scopo, quello degli esercizi spirituali. Ecco perché noi chiamiamo questa casa casa di spiritualità, casa di preghiera. Quelle persone che vengono qui si trovano bene proprio perché hanno un ritorno a Dio, nella preghiera, nel silenzio, nell'amicizia, nello stare insieme. Ecco perché noi questa casa la vogliamo tenere proprio sotto questo punto di vista, casa di spiritualità. Io vorrei qui ricordare una frase di Gesù che ha detto a Zaccheo, perché Zaccheo voleva trovare Dio, ma aveva paura di incontrarlo. E Gesù, passando vicino a lui, gli ha detto: Zaccheo, scendi da quell'albero, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Ecco, noi, padri che siamo qui in questa casa, a quelle persone che hanno sentito quell'invito di Gesù, scendi perché devo fermarmi a casa tua, ecco, noi offriamo una casa, che è questa casa del Sacro Cuore. Volevo ricordare che in questa casa di preghiera e di silenzio è passato nel 1959 una persona straordinaria, il cardinale Roncalli, patriarca di Venezia. Un mese dopo è diventato Papa. Noi siamo il gruppetto dei Formigoi, nato nel 2008. Prima facevo parte di un gruppo folcloristico, ma un gruppo folcloristico è troppo numeroso, in certe occasioni è un po' ingombrante. È un gruppo più snello da poter non mettersi su un palco, ma cantare in mezzo alla gente e far cantare anche la gente i canti di cultura veneta. Quelli vecchi, ma anche quelli nuovi, anche composti noi, perché componiamo anche dei canti nuovi per portare avanti la tradizione. Mamma mia, voglio uno sposetto, se non mi devi
In questo abbiamo preso l'esempio dai nostri immigranti in Brasile. Incredibile, ma sono forse ancora gli ultimi, quelli che hanno mantenuto la tradizione del canto popolare e anche di crearne di nuovi. Per esempio il canto che abbiamo fatto prima era un canto che viene dal Brasile. In questo momento ci troviamo sulla cupola del Tempio, che è il monumento più importante di Possagno. Andiamo a scoprirlo. Siamo nel Tempio Canoviano di Possagno, il più bel esempio delle virtù di un genio che tutti conoscono per la scultura. È nato qui e qui è sepolto. Più bel esempio della generosità perché l'impiego di tutti i suoi beni, guadagnati con un lavoro a livello mondiale da scultore, sono impiegati qui per la nuova chiesa del suo paese natale. Il Tempio è dedicato alla Santissima Trinità. Trinità in architettura vuol dire mettere assieme le opere che lui definiva famigerate, greca, romana e medievale cattolica, per parlare di unità e trinità di Dio. Canova muore e non lo vede questa realtà eccezionale per il suo paese natale, che è fonte di eterna prosperità. Sono stati 11 anni di lavoro pagato. Qui Canova dimostra anche di avere la trinità dell'arte esercitata, pittura, scultura e architettura. C'è un gioco di luce qui dentro eccezionale, specialmente d'estate. C'è questo lucernario che si trova anche nel Pantheon di Roma, che illumina in maniera teologica, se volete, a mezzogiorno l'altar maggiore, all'ora nona la Pietà. Il Tempio, che Canova non vede perché muore nel 1822, il Tempio è finito nel 1832, il fratellastro Giovanni Battista Sartori, vescovo, che completa quest'opera rispettando fedelmente le volontà del testatore, dice lui. Quindi cosa fa? Chiude una porta e pone qui il sepolcro, la tomba. La tomba è addirittura l'impiego di un sepolcro che Canova ha progettato per il Marchese Berio di Napoli. Monsignor Sartori porterà qui l'autoritratto vicino alla tomba e si farà lui effigiare da Baruzzi, ecco, a fianco al fratello dolcissimo. Contrapposta alla tomba c'è l'ultima opera canoviana di ispirazione religiosa, che è la Pietà di bronzo. Recupera dalla vecchia chiesa la pala dell'altar maggiore, che tratta molto prima del tempo, nel 1799, il tema della Trinità e la deposizione di Cristo. È grandiosa, sappiamo che è stata dipinta nella sua casa qui in paese. A dire il vero, attualmente c'è una mostra in corso a Milano, lo sappiamo, sulle metope, considerate l'ultimo capolavoro di Canova scultore. È il pensiero di Canova per il suo paese natale e per il suo tempio, la nuova chiesa della Trinità. Sono 7, dovevano essere 32 e sono all'interno di questa chiesa, accanto agli altari laterali, 4 che parlano della Genesi e le ultime 3 parlano del Vangelo. E l'ultima metopa di Canova è la presentazione di Gesù al Tempio, dove il sacerdote Simeone è il nunc dimittis storico e famoso. Posso morire in pace perché ho visto la luce e ho fatto il mio dovere. È Antonio Canova che ci saluta con questo ultimo lavoro da un cattolico fervente, praticante, che ha attuato nella sua vita, e qui in particolare il comandamento più grande di noi cattolici: ama Dio e il prossimo come te stesso. Un'altra soddisfazione di Possagno, in provincia di Treviso, sono gli alpini del luogo. Andiamo a conoscerli. Fra
Qui è il nostro luogo di noi alpini di Possagno, che qui abbiamo nel 64 è stata messa la croce come voto. Col passare del tempo, col passare degli anni abbiamo costruito un rifugio, è come la nostra sede, qui ci troviamo, facciamo le nostre feste, facciamo i nostri raduni e l'abbiamo inaugurato nel 64. Adesso che ci stiamo avvicinando al centenario della Grande Guerra abbiamo ripristinato 1000 metri di trincea e 300 metri di galleria che sono visibili, aperti a tutti perché è un museo all'aperto. È un museo all'aperto sul massiccio del Grappa e si può visitare senza nessun problema. Da qui abbiamo una vista direi quasi a 360 gradi perché andiamo dal Piave a quasi al Brenta. Ci sono vari sentieri anche segnati dalla provincia di Treviso che fanno tutta la dorsale. Se si vuole si può partire da Pedaroba, che è il paese giù a valle più vicino alla Feltrina, che è la strada che arriva da Treviso. Facendo la dorsale si arriva fino a Cima Grappa. Noi come gruppo siamo in 210 iscritti tra amici, guidi alpini e alpini tesserati. Che ci sappia comandare e dominare, fede sono, e a di giorno sappiamo marciare. Un'altra meraviglia di Possagno è il Museo e Gipsoteca Antonio Canova. La parola al direttore. Siamo all'interno di una gipsoteca, una grande collezione di gessi trasferita in questo piccolo paese, il paese dove è nato Canova, esattamente nel 1826. Dopo la morte dello scultore, il fratello ha deciso di svuotare lo studio di Roma, che si trovava in via delle Colonnette, e di trasferire tutte queste bellezze all'interno di questo museo che viene costruito appositamente per ospitare questa collezione di gessi. È probabilmente la gipsoteca monografica più grande al mondo, ospita tutti i modelli originali di Antonio Canova, quindi quelle sculture che vengono realizzate per poi tradurre queste dimensioni in un blocco di marmo. Oggi noi sappiamo che Canova è esposto nei più importanti musei del mondo. In realtà, venendo a Possagno, è facile poter ammirare queste bellezze perché qui sono raccolte ed esposte da Sartori Canova in un modo singolare. In fondo dobbiamo ricordare che Sartori Canova era il segretario del fratello e quindi sapeva come all'interno dello studio di Roma tutti questi capolavori erano esposti. In questo piccolo paese, questo complesso canoviano è decisamente una struttura singolare, è particolarissima perché all'interno di questi edifici dove il piccolo Antonio Canova aveva potuto ammirare i lavori che il nonno Pasino realizzava, lui è tornato dopo aver scelto di vivere a Roma e di confrontarsi con i grandi scultori italiani, Bernini per primo, Michelangelo per secondo, ma infine lui diventerà, nel momento del neoclassico della storia dell'arte italiana, il grande protagonista, un personaggio assolutamente internazionale. Antonio Canova è stato fondamentale per quel momento, oggi possiamo considerarlo come il più grande scultore neoclassico. All'interno della sua casa poi è stata allestita una vera e propria pinacoteca. Sono esposti e conservati i dipinti che lui aveva realizzato, molti dipinti ad olio ma soprattutto 34 tempere dipinti su carta che lui realizza imitando gli affreschi che ha visto ad Ercolano, a Pompei e che in qualche modo ci fanno percepire questa profonda sensibilità che Canova riusciva a tradurre anche in pittura. È stato il primo ministro dei beni culturali italiani perché sarà colui che suggerirà al Papa la scrittura della prima legge che salvaguardia il patrimonio nazionale.
Adesso che avete conosciuto i nostri luoghi, la nostra gente, il nostro sindaco, le nostre autorità, vogliamo farvi vedere anche come che si parla il nostro dialetto. Possagno è famoso in tutto il mondo, come che avete capito, per il suo scultore famoso, nel suo qua, Antonio Canova. A seve affascinare dai passeggiate che potete fare sui nostri colmei, sulle nostre cesette, potete fermarvi a dire una preghiera o fare un segno de croce davanti ai capitei e dopo potete anche fare una passeggiata tranquilla sui nostri boschi, sui nostri sentieri che porta finissimo al Grappa e respirare anche un'aria che secondo me vi farà ringiovanire. Possagno è una perla ai piedi del Grappa, tra i fiumi Piave e Brenta, che si affaccia sui Colli Asolani. A seve incantare da tutta sta bessa, a seve conquistare dai doni che Antonio Canova gassa al suo paese e che il suo paese vuole condividere con tutto il mondo. Possagno vi aspetta con la bellezza di Antonio Canova e la simpatia della sua gente. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il sito di Borghi d'Italia. Viva Possagno, viva l'Italia, ciao e viaggiate in sicurezza! Aspetto a Possagno.